Sabato 9 maggio l'amministrazione comunale consegna le chiavi dello stadio e di tutta la struttura alla cooperativa Manfredi con lo scopo di migliorare l'impianto e renderlo multifunzionale per il calcio, per il palio ma anche per altre iniziative. Andrea Missiroli, un passaggio importante quello di oggi, il Faenza consegna le chiavi dello stadio e di tutto l'impianto alla cooperativa Manfredi, un nuovo futuro per la città. Sì, sicuramente una data importante, una svolta nei rapporti, diciamo a tre, amministrazione, Rione e calcio faentino. Siamo convinti che sia foriera di buoni sviluppi, è nata su dei presupposti. Sabato 9 maggio l'amministrazione comunale consegna le chiavi Anche quelle calcistiche. Per il calcio cosa significa esattamente? Ma sostanzialmente cambiare interlocutore magari con una prospettiva di collaborazione maggiore, perché l'interesse di utilizzare gli spazi deve essere condivisa, l'interesse è comune e sicuramente questo consentirà di evitare quelle piccole frizioni che magari negli anni scorsi c'erano state. De Tollis, ora inizia il bello. Sì, inizia il bello ma anche il difficile. Oggi ufficialmente il sindaco Malpezzi ci ha consegnato le chiavi dello stadio, simbolicamente anche quelle del centro civico, anche se il centro civico, diciamo, era già abitato dai rionali. E quindi ci si avvia con i progetti per le tribune, ci si avvia con i progetti all'interno dello stadio per eventualmente in futuro, no, arrivare anche nel periodo estivo che si sta aprendo qui a Faenza, portare spettacoli, concerti, robe di questo tipo, allestire uno stadio che sia diciamo accattivante, bello e al passo coi tempi ci aiuta a fare in modo che nuove opportunità possano arrivare per la città di Faenza. Tante idee in cantiere, quando vedremo già l'evolversi di queste idee, di questi progetti? Ma io credo che già dall'autunno di quest'anno noi depositeremo il progetto per la costruzione di nuove tribune. Quest'idea farà sì che la capienza allo stadio verrà aumentata di 1000-1200 posti. Questi posti adesso vengono allestiti e disallestiti per il palio a Bigorda, quindi non è più una cifra una tantum, ma diventerà un patrimonio che si aggiunge a quello della città. E io credo che già per il prossimo palio 2016 noi avremo la possibilità di avere uno stadio ammodernato. Questa almeno è la nostra intenzione, ovviamente burocrazia permettendo, ma noi riteniamo di potercela fare, insomma. E gli altri progetti noi ci stiamo avviando sia dal punto di vista pubblicitario che da quello turistico. Quest'anno per esempio il 750esima nascita di Dante, abbiamo qualche idea in campo di sinergia anche magari con la città di Firenze. Oggi abbiamo titolo per interloquire con tutti gli altri soggetti, fino a ieri non l'avevamo, insomma eravamo nati ma non avevamo ufficialmente, diciamo, preso in carico questi luoghi che, ripeto, lo stadio Bruno Neri e il centro civico rionale. Oggi abbiamo questo titolo e da oggi, da domani, noi porteremo avanti questi progetti. Luciano Dalborgo, questa cooperativa è anche l'esempio di come tutti i rioni possono lavorare insieme a un progetto. Certamente, dopo tanti anni è una cosa che io ho sempre auspicato dalla nascita del centro civico, non per dire questo. Io devo ringraziare i capi rioni attuali che sono riusciti ad avere questa coesione, ad avere veramente questo obiettivo tutti assieme di arrivare a formare questa cooperativa, e questo bisogna dargliene atto, perché senza i capi rioni d'accordo ci sarebbero state le solite storielle che ci si riuniva e finita la riunione si distruggeva tutte quelle poco di buono che si era costruito. Questi capi rioni in una maniera molto seria si sono affiancati a noi che, ripeto, da 3 anni ci lavoravamo, e oggi penso sia un giorno epocale per tutto il mondo del palio. Se noi come cooperativa saremo bravi a portare avanti certe idee, penso che ci saranno veramente segnali molto importanti su queste due strutture, non solo per il mondo del palio e del calcio, ma un po' per tutto quell'associazionismo e anche privati che possono organizzare eventi in strutture sicuramente riqualificate. Altre città hanno il cosiddetto ente palio, è riduttivo paragonare la cooperativa a un ente palio?
No, sono cose diverse. Noi nella nostra storia abbiamo incontrato tante città, un ente non sarebbe mai riuscito ad avere una scuderia, un centro civico come abbiamo noi, scuderia limitativo, un centro dove adesso è un compito nostro riuscire finalmente a portare la FISA al nostro centro. E la FISA non aspetta altro, però dobbiamo essere bravi nuovamente noi rioni, avere un percorso condiviso, perché questo sarà sicuramente il futuro della nostra attività legata alla nostra primaria manifestazione che è il Niballo.